Mia cognata viveva da sola, penso che si sia svegliata perché ha visto che aveva cominciato a prendere fuoco tutto, però non è riuscita, si vede che era troppo tardi, non è riuscita a uscire fuori e si è rifugiata in una stanzetta vuota e si è ricoperta di abiti per non essere evidentemente presa dal fuoco, però purtroppo non ce l'ha fatta. È morta così nella notte Chiara Pasquale, a 67 anni, nel suo appartamento di via Malcontenta, tra via Malcanton e via Lago di Bolsena, provando a salvarsi, chiudendosi in uno stanzino in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini, ma il fumo e le fiamme non le hanno lasciato scampo. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto, nemmeno a telefonare, racconta la cognata sotto shock per l'accaduto. Alle 3 di notte ti chiamano e ti dicono: "Guarda che sta prendendo fuoco", ma ci aspettavamo di riuscire di trovare almeno salva lei, di riuscire a portarla fuori e invece quando sono entrati, quando l'hanno trovata e poi è arrivata l'ambulanza, hanno fatto altro che constatare la morte. Penso non si sia neanche resa conto perché comunque, il fuoco era tanto. Hanno dovuto fare evacuare tutta la palazzina perché i pompieri dovevano buttare l'acqua, insomma. Solo in mattinata gli inquilini degli appartamenti sottostanti sono potuti rientrare in casa sconvolti per quanto accaduto alla signora Pasquale. Gli accertamenti sono in corso, ma con tutta probabilità la causa sarebbe stata un cortocircuito. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. Insieme al fratello Eugenio era cotitolare della ferramenta Pasquale, poco distante dall'abitazione della donna, un punto di riferimento per il territorio. Chiara non aveva figli, ma era legatissima alla famiglia. Considerava la nipote, figlia del fratello, come una figlia e adorava le nipotine Diletta e Ginevra. Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha espresso vicinanza alla famiglia. È una notizia che lascia senza parole, la comunità di Malcontenta è molto addolorata, lo siamo tutti noi che anzi manifestiamo un profondo cordoglio e vicinanza sia al fratello che a tutta la famiglia e alle persone che hanno voluto bene. L'amministrazione come sempre è a disposizione anche per chi è rimasto momentaneamente senza un alloggio e siamo qui insomma soprattutto in questo momento a essere vicini alla famiglia per questo tragico evento.